E suonano le campane, come vedete ci sono i pronostici qui in prima visione, ovviamente eccoci qua, noi di Sportissimo Channel, vediamo Max, eccoci. pettinato, rasato, perfetto. Scusate. E buona domenica a tutti innanzitutto, perché commentiamo questi pronostici. Abbiamo iniziato con Sassuolo-Napoli con 3 segni 2, 2 segni X, purtroppo il segno X, eccolo qua. Sampdoria-Bologna, qua abbiamo cannato tutti, diceva il nostro amico Gianfranco, che salutiamo, sempre gentilissimo, che insomma salutiamo, e ci diceva che se ha perso questa la Sampdoria probabilmente la Serie B è destinata. Noi abbiamo messo 3 segni 1 e 2 segni X. Purtroppo per il mio amico Stankovic contro l'Inter ha fatto il fenomeno, contro il Bologna contro chi doveva fare veramente risultato non l'ha fatto. Ecco, vedi Gianfranco che ci ha mandato un messaggino, adesso dopo lo leggeremo. Monza-Milan 2 segni 2 e l'abbiamo presa io e Luca, 2 segni 1 e un X. Inter-Udinese c'era stato un plebiscito di 1 e infatti così è stato 3-1 ieri sera. E a questo proposito Federico, vediamo se è libero, adesso mi sposto un attimo perché volevo farvi vedere la copertina qui dal nostro fornitissimo edicolante, vedete? Eccolo qua, l'Inter in porto, luce Milan, quindi grazie Federico. Lukaku, come vedete qua c'è di tutto di più. Torna a segnare in Serie A Lukaku, certo sul rigore anche mio nonno in carriola riusciva a buttarla dentro. Tra l'altro ripetuto il rigore. Esatto. Ma comunque vabbè. E siamo qua quindi siamo pronti per il carnevale. Infatti ecco, due maschere ce le abbiamo. Nel pomeriggio ci sarà il carnevale qua a San Vito, quindi insomma, il tempo tiene, dicono. Quindi andiamo avanti con Atalanta-Lecce, che è il match delle 12:30, il lunch match. Tutti uno plebiscito qua, esatto. Povero Lecce, nessuno ha fiducia in questo Lecce che comunque è ci spostiamo leggermente così non disturbiamo Lecce chi va a prendere. È un'ottima squadra, vi ricordo che comunque in questo momento dell'anno fare pronostici è veramente difficile, perché è difficile proprio perché le squadre in questo momento non ci stanno a perdere assolutamente, anche perché qua si decide veramente, alla fine si può decidere qualcosa di... Sì David, siamo già in piazza, rispondo qua ovviamente. Vieni, ti aspettiamo. Comunque detto questo, quindi è difficilissimo e bisogna stare attenti perché si può sbagliare in un attimo, ecco. Guardate chi c'è, guardate l'edicolante che è grande. Salutiamo a questo proposito il fratello Francesco. Fiorentina-Empoli, sì, 3 segni X e 2 segni 1, tra cui il mio, perché credo che la Fiorentina debba assolutamente vincere in casa, perché nonostante la vittoria in Conference League sia a rischio esonero italiano. Salernitana-Lazio, c'è, come diceva anche il buon Gianfranco, nuovo allenatore, Paolo Sosa. 3 segni 2, 2 segni X vedo. Poi ci sarà Spezia-Juventus, anche qua plebiscito di segni 2. Roma-Verona 4 segni 1 e un segno X, e Torino-Cremonese 4 segni 1 e un segno X da parte di Luca, che quindi crede nella Cremonese, tra l'altro abbonata ai pareggi. Cremonese ultima in classifica, credo che abbia purtroppo, mi dispiace dirlo, poco da dare, poco da esprimere, a parte la semifinale in Coppa Italia, che credo che sia stato anche un po' un caso alla fine, no? Perché sai, competizione di quel tipo può darti qualche successo, mentre il campionato devi avere continuità, e se non hai continuità c'è poco da fare. Ecco, se notate il mio splendido scaldacollo è un made by Deni Gorumi. Vedi che bene, quindi se avete bisogno insomma possiamo parlarne. E lo fa solo per te, allora uno anche per me, grazie. No, beh, insomma adesso bisogna parlarne, vediamo. Va bene, insomma, bisogna farne uno per Sportissimo, proprio dedicato con la scritta Sportissimo. Assolutamente, attenzione, allora, perché ho visto una luce nel buio, come diceva prima la Gazzetta, eccolo, è a causa sua che abbiamo commentato i pronostici. È appena tornato da San Siro, eccolo lì che si nasconde nella steppa. È appena tornato da quelli San Siro, alle 4 o alle 5 del mattino lui è arrivato a casa. Non si sa come sarà, No. Dici com'è andato il rigore di Lukaku, 4 ripetute. Direttamente da San Siro. Direttamente da San Siro, David. Grande. Com'è andata? Dici. Bene. Quindi, tutto a posto. Ritorno a che ora? Ritorno a che ora? 3:30. Dai, onesto. Sono le 10 qualcosa. Di Melania che potevo tornare a casa un po' prima. Scusa. Ecco, comunque salutiamo anche Alberto, che è sempre molto gentile. Lo salutiamo, Alberto.
che vedo in diretta ci sta seguendo, ecco, quindi hai portato bene all'Inter. No, perché iniziava a far freddo meno 18. Ma comunque, insomma, anche meno 15. Tu devi capire che io e Davide siamo in sintonia, perché abbiamo messo X a Napoli sperando sempre in qualche minima, ma non c'è niente da fare. Quest'anno gira. È imbattibile, è una corazzata, altro che corazzata Cotillon, è una corazzata imbattibile. Quest'anno si rischia, e non voglio essere cattivo, di vincere la Champions League. Dai, perché non ho ancora visto. Tanto, martedì. Facendo un discorso serio, Sì. si rischia di avere un italiano in semifinale di Champions. Quello sicuramente, che potrebbe essere l'Inter. Detto questo, no scherzo, il Napoli. Detto, Quindi... pensasse si fosse uno scontro diretto. Va bene, detto questo. Ma parliamo di tennis, perché quest'oggi ritorna Tennis Shot con il grande Oggi Max. tornerò su Si è Tennis Shot. preso l'impegno. Benissimo. Perché Sinner Allora, è la seconda finale consecutiva. Seconda finale consecutiva a Rotterdam, ATP 500 di Rotterdam contro Medvedev, il russo, mannaggia lui. È durissima perché gli ultimi due incontri li ha persi Sinner, però questo siamo riusciti a svegliare qualcuno, perché non si sa. Questo è un ottimo Sinner, un Sinner da forma strepitosa. Ma cosa stiamo dicendo? No, è Dopo da parliamo forma di basket per è i da playoff. forma di torneo 1000, forma torneo del Grande Slam, una grandissima forma, e quindi vediamo se può portare a casa questa finale. Ricordo che ha già vinto 7 finali su 8, questa sarebbe un'eventuale ottava. Certo che l'avversario è difficilissimo, ma in questo torneo lui ha già battuto Tsitsipas in maniera strepitosa e caricato, Wawrinka insomma è il nonno Wawrinka, ormai lo può battere anche mio nonno in carriola. Detto questo, salutiamo Darko. Era per dire. Quindi ecco, poi ci sono altre due finali da segnalare. Alcaraz torna in finale, primo torneo che rifà dopo l'infortunio, ritorna e va subito in finale contro Norrie a Buenos Aires, ATP 250. Il nostro Musetti si è fatto fermare ai quarti di finale e poi alla fine Però la finale. il best ranking dovrebbe essere. Vabbè, best ranking di che cosa? Il best ranking si sa, funzionano un po' così e un po' con sa. Terza finale invece abbiamo del Ray Beach in the USA. You speak English? I don't know. Anyway, abbiamo Fritz contro Kecmanovic. Infatti mi pareva che se non c'era Fritz, perché alle ore 21 abbiamo questa finale. Ricordiamoci che oggi alle ore 15:30 su Super Tennis. Pensavo dicessi su Sportissimo Channel. Su Super Tennis naturalmente abbiamo la finale di Sinner contro Medvedev, e ci sarà prima il pre-partita c'è il commento. Ci sarà il pre-partita alle ore 15 con il sottoscritto Tennis Shot. Naturalmente cercherò di fare un piccolo commento per dare quel dettaglio sulla partita, per capire come potrebbe fare Sinner per poter battere Medvedev, e poi magari il primo set e così via. Insomma, cercherò di fare qualche piccola direttina per vedere un attimino come va la partita, sperando insomma che ci si possa divertire e che Sinner possa fare una grande partita. In questo momento la Keys contro Jasmine Paolini a Dubai sta vincendo 6-1, 4-1. Ciao, arrivederci e buonanotte sognatori. Però bene, dai, tutto questo per quanto riguarda il tennis. Il basket con la finale questa sera alle 18 tra la Virtus Bologna e Brescia, perché abbiamo Brescia che è in super forma, ha eliminato Milano e Verona, e ieri la Virtus però ha dato, diciamo, grande pro dopo aver eliminato Venezia nei quarti, ha battuto facilmente Dertona, e quindi insomma 90-65, grande prestazione di Bellinelli. Che è successo? Non capisco. No, niente. Ah, ok. Calcio 5 vuol dire qualcosa a David, perché so che il Maccan ha vinto, il Pordenone è pareggiato. No, il Maccan ha perso. Ha perso? 5-4. Ah, mi sembrava che avesse vinto. Se mi sbaglio, però... Può essere che... Vabbè, comunque, buongiorno Damiano, ci scrive Darko, se ci dici i risultati tu che li sai. Nel frattempo sta partendo un aereo, quindi siamo in zona atterraggio. Maverick, Top Gun Maverick, il seguito per chi non l'avesse visto, da recuperare. Bene, ma mi dà sempre calci pure. Esatto. È incredibile. Comunque noi adesso andiamo a berci il caffè, abbiamo detto tutto quello che riguarda la giornata di oggi, ma un complimento speciale alle ragazze del biathlon, no? La Comola, Horenthaler, Virer e soprattutto Lisa Vittozzi, la friulana, hanno conquistato ieri la medaglia d'oro, perfette al poligono, bravissima. Quindi complimenti. Vogliamo salutare anche Carrera, che vedo online. Mio fratello. Benissimo, bravo.
Ecco, così mi sembrava. E Ma quindi, c'è qualcuno che ci vede, incredibile. e quindi Però dai. ragazzi, a tutti voi una buona domenica, Grazie, come sempre, grazie. prego, non c'è di che. E buona domenica a tutti e ci vediamo dopo con quest'uomo che ci presenterà Con lui. a Tennis Shot ovviamente la finale di Rotterdam, Lui, quindi il appuntamento alle nostro uomo, 15, il nostro uomo. campionato di Serie A va avanti, insomma basket c'è ne di tutti i colori. Ecco, vi salutiamo Colori da no, San perché è Vito. grigio oggi. Esatto, oggi è grigio. A San Vito ovviamente adesso ci dicono che dobbiamo abbandonare il posto perché stanno preparando per il carnevale e quindi hanno scelto Andiamo. 3 maschere per far nostre partire, 3 maschere. esatto, far partire diciamo gli eventi. E il Napoli se ne va. Napoli se ne va. La capolista se ne va. Purtroppo sì, purtroppo il Napoli quest'anno ha proprio deciso Rischia di di fare il doblete, il doblete. Vediamo. Ragazzi a tutti, buona domenica. Ciao belli, ciao. Doblete. come gioca Ciao. Kvaratskhelia. Mamma mia. È come tanta gioca. roba, Sì, ma anche Osi, sì, sì, sì.